Siamo davvero sconcertati dalla notizia che abbiamo appreso in conferenza stampa del passaggio di Andrea Zanoni dal Partito Democratico al gruppo di Europa Verde. Prima di tutto per il metodo, abbiamo appreso appunto questa notizia come tutti gli altri in diretta TV, senza che Andrea si curasse di informarci prima. 10 anni di affinità elettive ed elettorali cancellate con una conferenza stampa, il Partito Democratico regionale di fronte all'addio di Andrea Zanoni ha prima strabuzzato gli occhi, poi è passato all'attacco. Vanessa Camani fino a poche ore fa era la capogruppo di Zanoni, ma una spiegazione pare essersela già data e avrebbe poco a che fare con i temi dell'ambiente e della lotta al consumo di suolo che dice sono prioritari per lo stesso PD. Non pensiamo che su questo ci possano essere date lezioncine da chi per ragioni del tutto personale sceglie di lasciare questo gruppo consigliare e questo partito come fosse un autobus per andarne a prendere un altro in vista delle prossime scadenze elettorali. Nel PD il bene comune conta più delle convenienze personali, l'affondo del segretario regionale Dem Andrea Martella, che parla di poco rispetto per gli elettori, per i militanti e la struttura del partito. Insomma, quella di Zanoni sarebbe una tattica di riposizionamento e c'è chi tra gli ex colleghi sussurra già come non vi fosse l'intenzione del partito di riconfermarlo in lista, ma la questione è anche territoriale, con il PD trevigiano che perde il suo unico rappresentante in Consiglio regionale del Veneto. Giovanni Zorzi racconta come Zanoni avesse smentito fino all'ultimo voci di un passaggio con i Verdi. La scelta di Andrea Zanoni lascia una profonda amarezza, visto il rapporto di collaborazione che abbiamo sviluppato in tutti questi anni. Mi sarei aspettato da lui un atteggiamento meno opportunistico e più trasparente. Le battaglie che in questi anni abbiamo intrapreso insieme ad Andrea Zanoni continueranno come sempre, perché l'impegno per quei valori che qualificano la nostra azione e la nostra identità rispetto alla destra sono un patrimonio di una comunità.